Emanuele Ragnedda, 41 anni, imprenditore de Subinu de Arzachena, che ha confessato su femminicidio di Cinzia Pinna, 33 anni, de Casteldusardu, e si chinda a fa vedere che in sos investigatori si hanno anche particolari in questo fatto orroroso. Cominciao che sa denunzia per si scomparta desa femmina dai Palausa, notte dei undici de Capitanne, e accabao che sa confessione de Ragnedda in caserma, dove chi dies appustisi. In suo registro de sos indagaos, come bisogna ateror duo numenese, suo amico lombardo de 26 anni, Luca Vranciosi, e sua amica de Ragnedda, Rosa Maria Elvo, ristoradora de San Pantaleo, ambos pro favoreggiamento. Ragnedda, sos inquirentes annao chi Vranciosi non la tazudau a cubare su carasu, ma pezzi in sardier diretta a posti de su delitto, mentre s'ha affermao chi s'amica non bintra nuda. Procrases previdias anatomia de Cinzia Pinna intatta, ripresente su difensore de Ragnedda e uno consulente suo, sul rappresentante de sa famiglia Pinna e de sos abocaos de sos ateros duos indagaos pro favoreggiamento. In sintesi a PM de su Tribunale de Tempiu chi coordina sas indagini, Noemi Mancini, ha nominato un collegio de espertos pro facere accertamentos a su carasu e per in su loco ove hanno accattau a Cinzia in intro de su possesso de concaentosa entre Palau e Arzachena. S'entomologa forense Valentina Bugelli a per averguaresi sa scambas accattata supra su corpusu, la sappan posta diretta pusti de omicidio, vorsi Ragnedda, o puru in un secondo momento, mancari la sapposta scalicunu che attazudau a s'imprenditore a pulire su locus al dies invenientese. Su tossicologo forense Silvio Chericoni depeta averguare si sa vittima fi drogata o embriaca. Novas in s'inchiesta che pertocca sa morte de duor minorennese prima die di aprile des anno passau. In Nugoro, Patrick Zola e Ethan Romano, battordi che bindicannoso, fini mortosi scherzaus in un uvravico abbandonau. Custu manzano, su pubblico ministero Riccardo Belfiori, mere de su vasciculu, che vidiata indagata strechi persone per omicidio colposo, sormerer de su uvravico, a pediu a su GIP Mauro Pugeddus archiviazione de su procedimento. Fondamentale prosari richiesta de sos inquirentes sos esitor des incidente probatoriu fatto in sa schida scoladas in su tribunale di Nugoro e prusa notus a relata discutti in aula da su perito ingarrigau da su tribunale s'ingegneri Aldo Mauri. Pro su consulentes azione pro che demolire parte de su vravicu vatta da sos pizzinnoso a concurso a che lughettare sas partes offesas como ana 20 dies pro esaminare sos attos e in caso va che ricurso. Che 99 imputados e 7 anni de processo pro omicidio e disaccatto colposo, ma nemos esculpevole pro su giudice monocratico de su Tribunale de Nugoro Elena Meloni, che risa a borteria a letto sa sentenzia. A postir de 2 anni da esor fattos contestaus, da su disaccatto e da esor morto scaglionato da su ciclone Cleopatra, che su vecchiotto de Sant'Andrea de su 2003 che ha fatto a beffe su Nugoro e sa baronia, fini morto su polizzotto Luca Tanzi e sa pensionata de Torpè Maria Giolini, a postir del belle 7 anni di udienza scomme sta ribada sa sentenza di primo grado. Su Zuzia collindes a richiesta de sos PM Irene Satta e Selene De Sole atta soltu totus os imputaus e a declaraus a prescrizione pro omicidio colposo pro sa morte de sa femina anziana che vidiat accusaus sex sindica de Torpè Antonella Dallo e sex assessore de Torpè Giancarlo Dui. Intre sos 59 imputaur bivini per uno scanto numenes connotor de sa politica, a cominciare da ex presidente de sa provincia e cussizeri regionale in garriga de su PD Roberto De Riu e ex comandante regionale de su corpus forestale Gavino Diana. In sa sentenzia sinata chi nemmos podia prevedere un'alluvione di cussazenia e sa sconsistenzias e non podia manco gestire su sistema de protezione civile e soccorso diversamente da commentana fatto che in sa legge in vigenzia tando. Su giudizio dell'udienza preliminare del Tribunale de Casteddu ha rinviato a giudizio a titolo vario a Vittorio, Anna Paola e Stefania Randazzo, dirigente de SAIAS, Susozio Italiano Assistenzi Spasticos in Sardegna e referente della Fondazione Stefania Randazzo. Desas indagini coordinate dal pubblico ministero Andrea Vacca e stessi a campo che sul fondo destinato a assistenza domiciliare e non domiciliare che lo hanno tramutato a società del gruppo. Più di 20 milioni di euro destinati
destinati a sos traballadores che in sinteri non piccavano a stipendio. Sa difesa contesta sas accusas, sos imputados nana che non si cana piccaus fundos e chi sos ritardos in sos pagamentos a sos traballadores dipendiano da esos versamentos mancados de sa regione, come udienzia inveniente a esse sundichi de Nadale. Sa regione Sordutorre de Famiglia ha firmato un accordo nuovo. Entre sa novidade s'avviu intro oser meser de sas aggregaciones funzionales territoriales. S'organizzazione nova de assistenza de base, previde de med a livello nazionale, ma vinse come lassada un'ala in Sardegna non a mudare sul rapporto de fiducia entre i dottore e sos pazientes, ma a tabiere sos dottores traballando in gruppo, cada uno in grado de esichire vinse 20.000 persone. Contenta sa presidente de sa regione Alessandra Todde, pro assessore regionale della sanità Armando Bartolazzi, sta arrivando un risultato che si settava dai bindicannoso. S'accordo prevede finza incentivo nuovo pro sorduttores che decidino di traballare in sede disconveniosa. Sorduttores hanno per garantire di piccare in garrigo in assistenza domiciliaria su manco su de che procento de sos pazienti che danno diritto. Obrico nuovo pro ASL che in suo obiettivo da mezzorare sa condizione del sorduttore de famiglia. Uno passa da innanti il finza in assistenza territoriale. Su vicepresidente di Succussizio regionale, dottore Giuseppe Vrau, ha commentato che in bilancio hanno posto 20 milioni di euro per il comparto e ha sottolineato che in questo accordo in peso vatto ha da aiutare sorduttores e ha da mezzorare l'assistenza.